I carabinieri di Mestre hanno arrestato una coppia di livornesi, uomo e donna, perché sarebbero responsabili di almeno 14 furti, di cui 12 spaccate a danno di esercizi commerciali, messi a segno tra gennaio e febbraio in diversi comuni, soprattutto Mestre, Marcon, Martellago e Quarto d'Altino. Una notizia accolta con soddisfazione da parte di chi ha subito colpi alla propria attività e per cui il comune ha anche messo a disposizione un contributo economico. Che è importante è che ci sia un insieme di forze che aiutino a risolvere questo problema. Non solo il carabiniere, non solo il commerciante che ha voglia di mettersi in gioco e di darsi da fare, ma anche le istituzioni, quindi nuove leggi, arresti immediati e poi speriamo bene che si plachi questa ondata di spaccate che è successa a Mestre, Corso del Popolo, via Cappuccina e via Piave. Speriamo bene. Il ladro della coppia è stato portato nel carcere di Livorno, mentre per la donna gli arresti domiciliari nel comune di residenza con divieto di uscire dalle 19 alle 7. I due utilizzavano lo stesso modus operandi, si impossessavano di un'auto con cui poi spaccavano le vetrine dei negozi, entravano e rubavano ciò che potevano. L'indagine è iniziata da un inseguimento dei carabinieri che erano sulle tracce dell'automedica della Croce Rossa rubata a Mestre, con cui i due livornesi avrebbero tentato di abbattere la vetrina di un panificio di Marcon, conclusosi poi a Mogliano, quando i due avrebbero abbandonato il veicolo fuggendo a piedi. Proprio il rinvenimento di quell'auto ha permesso ai militari dell'Arma di fare i rilievi che hanno consentito di inchiodare la coppia.